Oggi l'Istituto De Nicola ha avuto il piacere di concludere l'ultima giornata di presentazione dell'istituto con l'Open Day, con l'inaugurazione della mostra permanente Art of Schools promossa dalla Fondazione Besharat. Abbiamo avuto l'onore anche di ospitare Saro Di Bartolo, il fotografo che ha donato parte dei 60 quadri d'autore che saranno nei corridoi e negli ambienti del nostro istituto. Questa iniziativa è importante perché in queste bellissime foto sono raffigurate ragazze e bambini di tutte le nazionalità, di tutte le culture, che vivono in delle realtà che sono distanti da quelle dei nostri ragazzi, e questo può far sì che per loro questo sia un esempio di quella inclusione che promuoviamo nei banchi di scuola, ma che spesso è distante, è soltanto una bella parola, e così l'empatia può essere trasferita veramente nei nostri figli. È un piacere partecipare a questa iniziativa, specialmente per il significato che chiaramente racchiude. La fotografia oggi rappresenta uno degli elementi portanti nella comunicazione e nell'utilizzo quotidiano, specialmente per i nostri giovani. Avere l'opportunità anche di riflettere su questa immagine di grandissimo, dico anche valore e anche a carattere inclusivo, ci dà la possibilità anche di vedere come si vive in altre parti del mondo. I nostri ragazzi sicuramente sono abituati a essere più agiati rispetto a coloro i quali rappresentano anche queste fotografie e questi luoghi. Un valore aggiunto per i nostri istituti, che diventano sempre più un'eccellenza anche per il territorio di San Giovanni da Punta, che ho l'onore di amministrare.